Venerdì 22 settembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi parleremo di responsabilità sanitaria, incontreremo l'ex governatore della Calabria Scopelliti e ancora ci occuperemo del divario salariale che penalizza le donne. Ma prima di tutto l'attualità. Lampedusa almeno oggi si svuota, fra qualche ora dovrebbero partire 400 migranti, ne resteranno 347, 350 circa. Fra questi la gran parte sono minori non accompagnati, bambini che non hanno genitori, dei quali non si occupa poi in realtà nessuna delle grandi organizzazioni umanitarie che si sono coinvolte nella questione migranti. Naturalmente gli sbarchi sono diminuiti perché c'è vento di libeccio e quindi gli sbarchi sono fermi da ieri mattina. Non è che questo significhi che l'emergenza sia terminata, anzi temiamo che alla ripresa del bel tempo e del mare calmo tutto ricominci come prima. Intanto Mattarella e il suo omologo tedesco Steinmeier hanno concluso il tour siciliano con una visita privata a Catania, allo stabilimento Tre Sun. Questo vertice italo-tedesco è stata l'occasione anche per discutere naturalmente di emergenza migranti e Mattarella è stato categorico: servono regole comuni europee, soluzioni coraggiose e non approssimative. Il trattato di Dublino, quello che obbliga chi sbarca in un paese a rimanere là per sempre, è preistoria, ha detto Mattarella. Sentiamo. Con soluzioni naturalmente europee, perché non è un problema che un paese da solo può affrontare, neppure il più grande. Tra gli argomenti trattati da Mattarella e Steinmeier non poteva mancare l'immigrazione, un fenomeno che riguarda non solo l'Italia, una migrazione di massa che porta il capo dello Stato a definire preistoria le regole di Dublino. Dobbiamo adoperarci perché il numero degli approdi diminuisca ed abbiamo bisogno di soluzioni europee, sottolinea il Presidente della Repubblica tedesca. E i due capi di Stato hanno visitato un centro di accoglienza di Piazza Armerina, una full immersion in una realtà che fa dell'accoglienza la sua forza. Qui ci sono migranti che si sono pienamente integrati ed oggi fanno i mediatori culturali. Con il sorvolo in elicottero, le aree devastate dagli incendi estivi hanno colpito il presidente tedesco, che ha anche scattato qualche foto. Tornati sulla terraferma, l'incontro con i vigili del fuoco, gli angeli che hanno lavorato duro per domare i roghi. Abbiamo visto quanto difficile sia il lavoro che voi fate, ha detto Steinmeier al comandante. Noi abbiamo un sistema che si attiva in caso di emergenza. È una miriade di incendi e diventa più complicato. Sicilia è anche sinonimo di storia e cultura, quindi non poteva mancare una visita tra le meraviglie della Villa Romana del Casale. La 2 giorni siciliana, oltre a Siracusa e Piazza Armerina, ha toccato Catania. Qui Mattarella e Steinmeier hanno visitato lo stabilimento Enel Green Power. Clima, energia e migranti sono i punti cardine su cui Germania e Italia faranno fronte comune. Sentite questa per quanto riguarda il caro voli, mentre la politica continua a discutere, insomma, le compagnie aeree continuano a fare cassa con il portafogli dei siciliani. Abbiamo visto nei giorni scorsi incontri strette di mano, annunci, nuovi voli, eccetera, eccetera. Intanto volare da Catania a Roma oppure da Palermo a Roma o Milano continua a essere un salasso. L'abbiamo verificato personalmente ieri, guardate. Circa 800 euro per un Catania-Roma andata e ritorno in giornata con ITA, 450 per un Palermo-Milano-Bergamo andata e ritorno sempre in giornata con Ryanair, quasi 600 sempre andata e ritorno se l'aeroporto milanese scelto è Malpensa. Non è cambiato molto da ieri a oggi, ovvero prima e dopo l'incontro fra l'amministratore delegato di Ryanair Wilson e il presidente della regione siciliana Renato Schifani, e a nulla sembrano valere neanche le iniziative normative nazionali o l'indagine dell'antitrust. I prezzi dei collegamenti aerei da e per la Sicilia continuano a volare e non sembra essere servita neanche la nascita della nuova compagnia Aero Italia, che propone sì prezzi più contenuti, ma occorrono comunque 360 euro per un'andata e ritorno in giornata su Roma con una tariffa classic.
Ryanair ha garantito interesse per la Sicilia e propone 5 nuove rotte, l'aumento della frequenza su altre 15, un nuovo aereo basato a Catania, partendo a 7 la flotta, 200 posti di lavoro in più. La soluzione per la compagnia irlandese sta nell'aumento dei collegamenti, nell'aumento della concorrenza che farà scendere i prezzi aumentando anche l'offerta, ma per farlo occorrerà comunque tempo. Per parte sua però la compagnia nel frattempo i collegamenti nazionali li taglia lo stesso, fino a quando non rientrerà del tutto il decreto Urso. Il ministro ha già fatto marcia indietro sul tetto ai prezzi, ma non sembra che questo sia bastato ad evitare i tagli delle rotte italiane. La Sicilia invece prepara un tavolo tecnico di confronto per vedere i risultati, però anche in questo caso ci vorrà tempo e intanto i siciliani pagano o rinunciano a volare verso le destinazioni nazionali. Sì, infatti vi ricorderete che il primo esposto del governatore Schifani all'antitrust riguardava un'ipotesi che lui aveva fatto di cartello, cioè di accordo per alzare i prezzi a rialzo fra Ryanair e ITA. E avete sentito, ITA ieri per andare da un giorno all'altro da Catania a Roma, andata e ritorno lo stesso giorno, ha sparato una cifra come 800 euro, quindi non è soltanto Ryanair a fare, diciamo, il bello e il cattivo tempo, eppure ITA. Vabbè, passiamo alla rassegna stampa, Angelo. Vediamo poi i quotidiani stamattina, quelli regionali. Intanto cominciamo dalla Sicilia, che parte da Mattarella, che archivia il trattato di Dublino. È netta praticamente la posizione della Sicilia, apprezza il modello Piazza Armerina, questioni migranti, la Corte europea ha bocciato Parigi sui respingimenti e questa certamente è una notizia in qualche modo positiva. Poi ci sono notizie buone che arrivano per tutti noi o comunque per chi è in difficoltà. Sulle bollette e anche per la benzina arrivano i bonus. Per la manovra sono previste misure a sostegno di famiglie e fasce deboli in vista del mercato libero che va verso un nuovo rinvio. In Sicilia consumi da record nel mese di agosto più 2%, mentre in Italia cala dell'1,1%, ma nel mese di agosto ci sono state anche giornate particolarmente calde e quindi con ogni probabilità l'utilizzo dei climatizzatori hanno inciso in questo. Poi c'è un richiamo in prima con una foto, vedete è eclatante anche il titolo, Catania in bianco, perché sottolinea la camicia bianca di Tabiani, l'allenatore, però anche a Monopoli Catania non è andato oltre il pareggio, senza reti. Lunedì al Massimino c'è il Foggia, diciamo che non ci saranno i tifosi del Foggia al seguito per una disposizione del prefetto di Catania che ha vietato, per evidentemente ovvi motivi di sicurezza, la trasferta ai tifosi pugliesi. E poi a Palermo con la cronaca, lo stupro di gruppo, filmò la scena e al GIP di Chiara sono stati gli altri. Questo è quello che ha dichiarato nell'interrogatorio. Intanto il Consiglio Superiore di Magistratura ha ricordato il giudice Livatino, il suo sacrificio nella storia del paese. C'è una storia che arriva da Milano che riguarda un agente penitenziario detenuto, evade, l'agente lo ha inseguito, cade dalla finestra, adesso è in coma. Questo è la situazione. E poi vedete c'è un richiamo sulla prima, Catania, un aeroporto scalognato, poco fortunato, diciamo così, chiuso per 2 ore per incendio, ieri dirottati 11 voli in arrivo a Fontanarossa per un rogo a Passo del Fico, praticamente una zona adiacente allo scalo catanese. Vediamo un po' qualcosa dalle pagine interne, perché c'è la notizia di cui abbiamo già detto, arrivano i bonus nelle bollette, il governo è chiamato a gestire anche la fine del mercato tutelato sulla luce, allo studio una tassa sulle vincite dei giochi, deficit sotto la soglia del 4% per non urtare l'Unione Europea, quindi dobbiamo cercare di fare attenzione a non sforare. Poi Mattarella che dice no a misure tampone, il trattato di Dublino è preistoria, da Piazza Armerina il capo dello Stato sollecita una visione e una soluzione coraggiose, queste sono le sue parole. Intanto andiamo avanti con la lettura e a proposito degli incendi nella nostra regione, abbiamo visto prima quello vicino all'aeroporto, le alte temperature hanno spinto la protezione civile a diramare ieri un'emergenza e il Presidente ha sorvolato le zone danneggiate nel corso dell'estate. Fontanarossa, ricorda ancora, chiuso per qualche ora per un rogo che praticamente lo ha
lambito. Questo scrive la Sicilia, che poi torna sullo stupro di gruppo. Io non l'ho fatto, sono stati gli altri. Il 22enne del Branco, che riprese la scena, accusa i complici Angelo Flores e tenta di sfilarsi. Gli investigatori non credono alla sua versione. Questo è quello che viene C'è fuori. un dettaglio che abbiamo raccontato ieri: ha detto di essere sconvolto e per questo di non avere partecipato allo stupro di gruppo, però intanto lo riprendeva. E poi ancora c'è una notizia che ci deve un po' fare riflettere: all'asta per i debiti la casa memoria di Peppino Impastato. Questa non è certamente una bella notizia. Ancora Livatino e il suo sacrificio nella storia, l'omaggio del Consiglio Superiore della Magistratura alle parole di Don Ciotti. Abbiamo avuto testimonianze di persone che sono sacrificate, molte sono state anche emarginate. E chiudiamo con, per quanto riguarda la Sicilia, con lo sport. Stamattina Catania solo un pari a Monopoli, attacco muto e il confronto non si sblocca. Questo è il titolo scelto nelle pagine interne dal quotidiano La Sicilia. Bois ha sfiorato l'autogol in avvio di partita, Di Carmine ha tentato veramente al volo, lunedì al Massimino, come detto, arriva il Foggia. Questa è la Sicilia. Adesso andiamo a Palermo con l'edizione di Palermo di Repubblica, con l'emergenza e il caso dei cassonetti in fiamme. La città è assediata dall'emergenza dei rifiuti. E poi ancora le vicende che riguardano il comune, bilancio ok, mani libere per la galla, ieri il varo del documento da parte del Consiglio, il sindaco è ossigeno per il comune, approvato il rendiconto, si sblocca un tesoretto da 35 milioni. Queste sono le possibilità in più per la città. E poi due richiami che vedremo magari nelle pagine interne: donne impoverite da pandemia e inflazione, questo è un dato che viene fuori dalla Caritas. Poi solidarietà in taxi e corse gratuite per gli anziani, un servizio che può tornare utile a chi è in difficoltà. Ma è l'emergenza cassonetti pieni e date alle fiamme, l'assedio dell'emergenza rifiuti, 80 chiamate ai vigili del fuoco per gli incendi scoppiati in diverse zone della città dove la raccolta è ancora a rilento, 23 mezzi della RAP restano fermi in deposito e sono guasti, l'immondizia si accumula nelle discariche a cielo aperto. È una, vedete, sono delle immagini piuttosto forti, perché si vede come da una parte c'è la spazzatura che è per le strade, dall'altra praticamente quelle incendiate, con i vigili del fuoco costretti ad intervenire per domare le fiamme. E poi ancora per quanto riguarda sempre la città di Palermo, questa bella opera di solidarietà. La solidarietà va in taxi, corse gratis in città per anziani e meno abbienti. Il servizio operativo da luglio aiuta soprattutto le persone sole che devono fare una visita medica e non hanno come andare praticamente a farsi visitare. E anche qui con Repubblica andiamo sullo sport, perché oggi si gioca in B, ieri si è giocato in Serie C turno infrasettimanale, arriva il Cosenza e Rosa cercano conferme. Corini, prendiamoci questi 3 punti, questo è lo sprono del tecnico rosanero. Siamo sul giornale di Sicilia, eccolo qui il titolo: i migranti un problema di tutti, in visita con Steinmeier a Piazza Armerina. Il Presidente della Repubblica chiede soluzioni europee per frenare gli approdi davanti al capo di Stato tedesco. Mattarella invoca uno sforzo comune sulla gestione dei flussi. Il Trattato di Dublino è preistoria, basta con provvedimenti superficiali e approssimativi. Insomma, molto perentorio il Presidente della Repubblica. Poi fotonotizia dedicata al Covid: tamponi in ospedale pure agli asintomatici. Torna l'obbligo per chi viene ricoverato nei reparti a rischio. Il provvedimento vale anche per le RSA, contagi Covid in crescita nell'isola. Sia l'assessorato alla salute che gli esperti invitano a vaccinarsi e a indossare mascherine in caso di assembramenti. Quindi si cerca di evitare evidentemente il dilagare del contagio. Scirocco incendi, paura a Palermo, abitanti in strada. Questo è quello che è successo nella giornata di ieri.
ieri. E poi da Porto Empedocle una denuncia della Caritas, donne e ragazzi molestate a Porto Empedocle. Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa, Pozzallo e anche pure nel Trapanese. Questa è la prima del Giornale di Sicilia. Abbiamo anche la prima pagina della Gazzetta del Sud. Messina punta forte sugli autobus, il sindaco, siamo passati in pochi anni da 30 a oltre 200, è un record, e sono stati acquistati altri 88 veicoli elettrici di nuova generazione che si aggiungono ai 150 mezzi complessivi già in possesso del comune. Poi Mattarella sui migranti, basta misure tampone, viene più volte ripreso questo monito del nostro Presidente della Repubblica. Anche qui sulla prima pagina della Gazzetta, il richiamo di sport, il Messina si fa rimontare da 3-1 a 3-3 con Alturris in casa. Mi fermo qui, Michele, per la pagina regionale. Benissimo, facciamo una breve pausa e poi passeremo ai quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Proseguiamo con la rassegna stampa nazionale? Sì, per cominciare dal Corriere della Sera, intanto prima volevo ricordare che oggi, Michele, è la giornata mondiale senza l'auto. Bisognerebbe capire che cosa succede, no? Ma che succede? se oggi qualcuno lascerà l'auto a casa o insomma farà qualche cosa di diverso. Qualcuno di buona volontà. Di buona volontà. Allora, siamo sulla Corriere della Sera, Mattarella sferza l'Europa, questa è la scelta del Corriere, migranti, Dublino e preistoria, Fontana, Paradicentri, Lombardia già completo, quindi come anche dire, Lombardia non contate su di noi. si tira fuori. Poi sfogo della Meloni, era in consiglio e quante falsità su quella pizza, non fosse mai andata in questa pizzeria. Povera Meloni. E poi ancora sempre dalla prima, Murdoch lascia al figlio Lachlan il comando del suo impero. E poi vedete fotonotizia con il leader ucraino che va da Biden, i dubbi dei repubblicani sui fondi, Zelensky senza aiuti, perderemo la guerra. Questa è la notizia che viene riportata dal Corriere. E a proposito del Corriere, visto che ci stiamo occupando di migranti, lo facciamo con il Presidente della Repubblica, qui con questa foto, vedete ieri è stato in uno dei centri di accoglienza. Mattarella archivia l'accordo di Dublino, ormai è preistoria, questo è quello che dice il capo dello Stato, ma la stessa, sempre sul Corriere stamattina leggiamo di notizie che riguardano il conflitto in Ucraina e Zelensky dice al Congresso spaccato, senza altri aiuti perderemo. Biden lo rassicura, tank in arrivo, ma i repubblicani ostacolano il pacchetto da 24 miliardi, quindi la situazione incomincia un po' a complicarsi. Adesso lasciamo il Corriere, siamo sulla prima pagina di Repubblica. Italia, allarme debito, i conti non tornano in questo caso, preoccupare l'effetto del rialzo dei tassi. Già ieri ne avevamo parlato, il rendimento dei BTP decennale raggiunge il 4,53%, il record dal 2013, si prevede una spesa per i rimborsi che inciderà pesantemente. Galli, così gli interessi azzerano la manovra. Ma intanto Tremonti dice che non ci sono dei complotti, un errore la tassa sulle banche, a parlare è l'ex ministro Tremonti. Il piano di Dublino è preistoria, si torna a parlare e a ripetere quelle che sono le considerazioni di Mattarella sui migranti. E poi l'esordio alle Olimpiadi di Parigi, vedi la febbre da break dance contagia i giochi olimpici, diventerà una disciplina olimpica. Chi a l'avrebbe Parigi detto, nel 2024 avremo. Erano i ragazzi sui marciapiedi a fare break dance un po' di anni fa. E poi ci sono un paio di notizie. Zelensky a Biden: senza le vostre armi perdiamo la guerra. Murdoch abdica e lascia al figlio l'impero. Fox. Questa è la prima pagina di Repubblica. E poi adesso andiamo a vedere la prima pagina della Stampa. Sul Museo Egizio ci sono nuove tensioni, la fatua della Lega contro Greco, perché la Lega ogni tanto prende di mira a degli obiettivi, e adesso c'è questa nuova
battaglia. I migranti nell'inferno dei CPR, questo è il reportage. Martarella: servono soluzioni coraggiose, Gentiloni al colle all'Italia, risorse dell'Unione Europea senza precedenti. Questo e anche qui viene poi ripreso il concetto invece della guerra in Ucraina: armateci o perdiamo. Zelensky in visita al Senato e da Biden, il gelo dei repubblicani nei confronti del presidente ucraino. A proposito dei centri dei CPR di cui parlavamo prima e delle difficoltà praticamente che vivono i migranti che stanno proprio in questi centri, giornate vuote scandite dai pasti. Il nostro sogno resta il Nord Europa, è quello che dicono. In via Traves i volontari della Croce Rossa cercano di compensare le troppe carenze. Una 17enne arrivata da sola dorme in ufficio, non potevamo lasciarla nel campo. Sono storie, tante storie, anche qui foto eloquente. Vedete, con le nuove norme migranti possono essere trattenuti fino a 180 giorni, questo è quello che scrive stamattina la Stampa. E adesso torniamo ad occuparci anche delle altre prime pagine, abbiamo viste già abbastanza, ma intanto riprendiamo dal Messaggero, che ha un titolo che riguarda tutti noi, il caro spesa. Ogni giorno noi facciamo i conti con l'aumento, il patto del 10%, adesione di 25.000 supermercati anche di discount al piano di sconti sui beni essenziali. Sul decreto energia entra la sanatoria sugli sconti fiscali, agevolazioni sulla prima casa agli under 36. Questo è quello che scrive stamattina il Messaggero. E ancora: restituite i fondi, la mossa che spiazza le vittime del sisma. Andiamo all'Aquila, 14 anni dal terremoto, una richiesta di pagamento per 400 famiglie, devono restituire i fondi. Anche qui stamattina abbiamo un richiamo di sport, ma parliamo di coppe internazionali con la Roma. Lukaku risolve tutti i problemi, trascina e segna 2-1 e quindi riesce a portare la vittoria per la squadra di Mourinho. Dal Messaggero al Fatto Quotidiano: Zelensky lasciato solo, senza parola né armi. Voleva parlare al congresso, non abbiamo tempo e quindi non l'hanno fatto parlare. Questa è la situazione. No di USA e di Polonia, nei due paesi si vota. Varsavia stoppa gli armamenti a Kiev, Washington ne invia altri 325 milioni, ma poi basta fino al 2024 e quindi insomma la situazione si fa piuttosto complicata. Un anno dopo la vittoria elettorale si traccia un bilancio della Meloni. Cosa non ha fatto Giorgia? Smentiti tutti i gufi di sinistra, i mercati non sono crollati, il fascismo non è tornato e l'Italia è più che mai al centro del dibattito mondiale. Questo chiaramente è il titolo del giornale, chiaramente entusiasta diciamo, dell'opera della Meloni. Poi Avvenire, soluzioni coraggiose, Mattarella per i migranti, accoglienza e azione europea, cambiare le regole di Dublino sono ormai preistoria. Lombardia e Veneto dicono no al governo, occhiuto i CPR, soluzioni obbligate. E poi Gianni, no a inutili nuovi lager. Questa è la i governatori, esattamente, i governatori che fanno sentire la loro voce. Il Manifesto, vedi, le regole di Dublino sono preistoria, Mattarella più condivisione in Europa sui migranti. E poi questa foto notizia con "c'eravamo tanto armati". Questo è il titolo. Dal dietrofront della Polonia sulle armi all'accoglienza tiepida al congresso USA, stanco di sostenere i costi della guerra in Ucraina, calcoli elettorali e non pacifismo. Questo è, diciamo, poi la chiave di volta di quanto stiamo leggendo. Una notizia di cronaca che stamattina campeggia sui giornali, ma che prendiamo comunque dal Messaggero, che ha molto anche ci fa riflettere, ci fa pensare. Pensate, allora, finge il suicidio e scappa. È stato ritrovato 10 anni dopo. A Imola la storia di un ex rappresentante che nel 2013 lasciò una lettera di addio. In Grecia, vita e lavoro nuovi, scovato da chi l'ha visto, lasciatemi in pace, non ne vuole più sentire. Questo praticamente l'ha deciso. Ma la moglie lo sapeva, quella foto a destra? La moglie evidentemente è sorpresa, vedi qua, la signora è presa certamente. Incredibile. E poi un'altra brutta storia, a Padova, questa un altro femminicidio, strangolato la compagna, poi prende la bici e va a costituirsi. Notizie ormai
quotidiane che leggiamo sui giornali. Dal Sole 24 Ore, bolletta, proroga degli aiuti alle famiglie, mini bonus contro il caro carburanti. Allora cerchiamo di saperne qualcosa in più, cosa scrive il giornale economico per eccellenza, il Sole 24 Ore. Si parte da 1,1 miliardi, rinnovo del taglio dell'IVA sul gas, sconto per i nuclei svantaggiati, oneri ridotti e 80 euro sulla social card per il caro benzina. Sgravi su autotrasporto a rischio però. Questo è quello che è in previsione, in lavorazione per quanto riguarda il governo dal Sole 24 Ore. Siamo adesso sul giornale, ancora dalle pagine interne. E a proposito chiaramente dei conti, no? Ma questa è una curiosità che mi piace sottolineare: spesa fuori controllo sull'accoglienza. I 3,5 miliardi di euro valgono le opere delle Olimpiadi del 2026, quindi hanno fatto un costo di quello che costa l'accoglienza, qualcosa come 3,5 miliardi, che sono praticamente quanto si spenderà per le Olimpiadi del 2026. Questa è la prima pagina, la pagina interna del giornale. Adesso altre prime pagine, siamo sulla prima di Libero, eccolo qui, lo andiamo a vedere rapidamente, vero? Ecco, ci siamo. Blitz dei nipotini di Tridico, ecco, tentata rapina INPS sulle nostre pensioni, scoppia la polemica su un'idea dell'ente, assegni tagliati a chi ha un'aspettativa di vita alta, ne avevamo parlato ieri, l'istituto non decide nulla, però insomma c'è questa possibilità, si era parlato di questa possibilità. Siamo sul Tempo. Eccolo, lo schiaffo di Mattarella, emergenza migranti, il presidente striglia a Berlino, un paese non può affrontare il problema dei flussi da solo, questo scrive e dice il presidente. Il Colle chiede nuove regole, quelle di Dublino appartengono alla preistoria, il governatore Rosso Gianni dice non farò i CPR in Toscana, ma la decisione è del governo. Insomma, la tensione sale, la Corte europea boccia Parigi, non può respingere i clandestini, questo dialogo interessante tra Macron e la von der Leyen. E questo è Macron che si rivolge a lei, dice tutta colpa tua che hai dovuto fare la gita a Lampedusa, tanto per cominciare cambia tono, perché io non so tua sorella. E quindi questo è il quadro. I rapporti tesi fra Europa e Francia. Va bene, ci fermiamo qui provvisoriamente, adesso guardiamo il tempo e poi ci sarà un promo importante da non perdere. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e bentrovati da Clara Ventura. Nella giornata di venerdì il passaggio di una perturbazione incisiva porterà maltempo sulla Toscana e sulle regioni settentrionali con fenomeni localmente intensi. Sul resto del territorio contesto stabile come sulla Sicilia, dove avremo l'alta pressione che dominerà la scena meteorologica, garantendo una giornata all'insegna del bel tempo con ampi spazi soleggiati e cielo sereno e terso. Al più di tanto in tanto qualche lieve velatura in transito. Temperature massime diurne tipiche del mese di agosto, con picchi anche di 35-36 gradi nelle ore centrali della giornata. Situazione che poi resterà invariata specialmente nella prima parte del giorno sulla Sicilia. Nella seconda parte della giornata poi nuvolosità in aumento, specie sul versante tirrenico e sull'estremo versante occidentale con temporali sparsi. Sul resto del territorio cielo sereno al più poco nuvoloso, il tutto con un calo delle temperature. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Товарищи даже страды in Britannia. C'è molti di strada, no. Russo. Tedesco. No, russo. Russo, niente. Torniamo così. Ho sempre nella vita, perché si chiama sale. Che sale dovrebbe essere così. Questo già un pochettino, così. Ma che bontà! Ma che bontà! La zucchina no. E allora? La smettete di litigare tutte e due? Quando si mangia? Tutti i giorni su Antenna Sicilia. E infatti tutti i giorni prima del TG non perdetevi il nostro nuovo programma di cucina, c'è chi la vuole cotta, alle 12.30 e alle 19 su Antenna naturalmente. Bene, diamo il benvenuto all'avvocato Dario Seminara, che è presidente del Centro Studi Medici e Legali e sarà uno degli animatori di questo importante convegno che si tiene oggi a Catania, responsabilità sanitaria, il punto sulla legge Gelli Bianco, vedete lì, è oggi alle 16 all'Hotel Nettuno.
qual è l'obiettivo di responsabilità sanitaria? Cioè perché bisogna riunirsi e parlare di depenalizzazione? È vero che chiedete Anche questo? Di decriminalizzazione, è vero. Beh, il rapporto tra diritto e medicina è una delle grandi questioni della modernità e l'obiettivo proprio del centro studi medico legali che rappresento è proprio questo, di fare attività di divulgazione e proselitismo per il rispetto e l'amore sia della scienza medica che della scienza giuridica. Difatti il convegno è patrocinato sia dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che anche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e vedrà anche la partecipazione del Presidente della Commissione ministeriale che è stata creata proprio per una possibile riforma della responsabilità sanitaria. E qual è la richiesta che viene soprattutto immagino dai medici, no? Beh, le richieste sono plurime, ma effettivamente forse una prevale sulle altre ed è un dato di fatto. Ci sono tanti processi penali che peraltro si risolvono in 9 casi su 10 nell'assoluzione dei medici, per cui effettivamente... Cioè, i pazienti fanno causa? Sì, i pazienti o i congiunti del paziente deceduto fanno al buio una causa contro i medici, che quindi vengono tratti a giudizio penale con lo stress e i costi che ciò comporta. E lei diceva qual è la percentuale di assoluzione? Oltre 9 su 10 sono assolti, quindi effettivamente sono processi penali inutili sia per i congiunti del defunto perché poi alla fine non ottengono il risultato, ovviamente dannosi per i medici sottoposti a processo e dannosi anche per la macchina della giustizia e quindi per tutti noi. Per perdere tempo, soldi. Però è pure vero che questo è un po' all'origine forse della famosa medicina difensiva, è vero o no? Beh, sì, certamente questa paura dei medici porta alla cosiddetta medicina difensiva per cui sono richiesti tantissimi esami con costi crescenti e quindi con aumento dei tempi per coloro i quali invece ne hanno necessità. E poi sono anche evitati da parte dei medici gli interventi più rischiosi. Ecco, perché si sta un po' sulla difensiva. Io vengo là, ho un raffreddore e mi cominciano a fare esami su... Temono i medici che ci possa essere poi una loro responsabilità per non aver ordinato un determinato... Non me l'ha detto, non me l'ha fatto fare. È molto diffusa questa pratica della medicina. È proprio per questo ed è un costo enorme, anche percentualmente, sulla nostra spesa. Proprio sotto questo profilo, ecco, per dare una maggiore serenità ai medici, per questo vi sono state appunto anche recentemente 2 norme, che sono la Balduzzi del 2012 e poi la Gelli del 2017. Ecco, il convegno di oggi serve a fare un punto della situazione e anche penseremmo di fare delle proposte concrete. Proprio per questo viene il Presidente della Commissione ministeriale che appunto raccoglierà queste proposte e poi alla fine il suo compito sarà proprio quello di portarlo al governo per un disegno di legge. Quindi una legge che come dire, depenalizzi una serie di... Beh, la nostra ipotesi effettivamente, ma faccio un'anticipazione sul convegno di oggi, è proprio questo, di sanzionare solo la colpa grave, sia per i casi di negligenza che di imperizia che di imprudenza, mentre oggi in effetti la formulazione della legge Gelli è nel senso della decriminalizzazione della sola colpa grave per imperizia. E che differenza c'è? Comporta parecchio questo? Beh, certamente oggi per negligenza o imprudenza si viene sanzionata anche per colpa lieve dal giudice penale, e che poi è un paradosso, perché invece la legge Gelli innova profondamente dal punto di vista civile, perché oggi il medico risponde solo per colpa grave in civile, mentre invece può essere condannato per colpa lieve. Ecco, c'è questa sfasatura che secondo me va corretta. Certo. Chi sono i vostri interlocutori? Il governo a questo punto? Che è il gli interlocutori Parlamento? della Commissione, ecco, dico noi nel nostro piccolo, ecco, facciamo delle proposte e organizziamo convegni, facciamo attività di divulgazione e proselitismo. Certamente la Commissione riferisce al governo, è nominata dal governo, è presieduta appunto da questo ex magistrato, già procuratore vicario a Venezia, il dottor Adelchi D'Ippolito, il quale farà degli studi, farà delle proposte e quindi il governo deciderà. Certo.
Quindi sarà una notevole partecipazione di medici e avvocati, perché anche gli avvocati hanno il loro da fare quando capitano queste cause. Certamente, il punto di vista della nostra associazione è quella di ridurre l'area penale e invece accelerare l'intervento da parte dei giudici civili anche per accelerare la definizione delle cause civili. Certamente è un problema questo che occupa tutti noi, anche perché chiaramente dico, se anche non siamo magistrati o avvocati o medici, siamo tutti pazienti. Ecco. Secondo noi appunto bisogna passare più dalla sanzione alla penale alla responsabilità e quindi al risarcimento concreto. Secondo noi ci deve essere meno una pulsione a sanzionare penalmente i medici, e invece ci deve essere una maggiore pulsione da parte del sistema per definire presto i giudizi civili, anche perché solo quando il giudizio si definisce comincia, come dire, il processo anche di elaborazione del lutto, quindi le cause per responsabilità medica devono proprio durare pochissimo, e invece purtroppo ecco, questo non è ben compreso al nostro modo di vedere. Logora naturalmente, questo crea una situazione. Speriamo naturalmente che, come dire, questo convegno di oggi pomeriggio, responsabilità sanitaria dell'Hotel Nettuno di Catania, possa portare dei risultati concreti. Ringraziamo l'avvocato Dario Seminara, che è presidente del Centro Studi Medici Legali, gli auguriamo buon lavoro. Grazie. Adesso facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo di altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme, abbiamo due ospiti, siamo molto lieti di ospitarle, sono Martina Magnano, Social Impact Manager. Che vuol dire? Social Impact Manager, sono una figura Ma che cosa lavora... in italiano? Cosa vuol dire? Una responsabile dei progetti di impatto sociale di un'impresa sociale. Responsabile dei progetti di un'impresa sociale. Dell'Isola Catania, e Claudia Fauzia, che è presidente dell'associazione Malafimmina. Perché Malafimmina? Il nostro slogan è Malafimmina e chi da caparra, perché in Sicilia si dice buona femmina e chi da camparra. Perlomeno a Palermo, da dove Diamo vengo un po' io. di diffusione alla nostra ospite, per favore, se no non la sento. Claudia Fauzia, quindi stava spiegando, in Sicilia si dice? Buona femmina e chi da camparra, quindi la buona femmina è quella silenziosa, accondiscendente al volere di qualcun altro, che è spesso il padre, il marito, il fratello. E invece noi la nostra associazione, per contrappasso, l'abbiamo voluta chiamare Malafimmina. Questo è chiarissimo, mentre Social Impact Manager è un po' più confuso, questo l'abbiamo capito e siamo alla vostra disposizione. In realtà, a parte lo scherzo, il tema è molto importante, è il problema del divario salariale, cioè non si capisce perché le donne devono essere retribuite meno degli uomini. Quanto è il divario attualmente? A livello mondiale la International Labour Organization stima che sia del 20%. 20%, in di Europa meno. siamo messi un po' meglio. In Europa quanto siamo? 13%. 13%, che è sempre alto, ma non è così sempre alto. E in Italia? Siamo più o meno sulle stesse cifre. Poi c'è una distinzione tra il divario del salario orario e il divario professionale, che invece è un dato che si rifà anche al tipo di contratto che ha la donna, quindi c'è ancora un divario molto grosso, perché maggior parte del lavoro part-time viene ancora svolto da donne, la maggior parte delle figure apicali all'interno delle aziende invece sono uomini, quindi c'è anche una differenza di inquadramento contrattuale. E quindi non è difficile, è impossibile fare una media nazionale? Quant'è? Siamo sempre intorno al 10-13%. Però non siete messe bene? No. Diremmo. Non solo, non c'è solo questo. Io vorrei farvi vedere con il collega Angelo Gagliano un articolo di oggi di Repubblica. Prego. Parla di un rapporto della Caritas. Che voi potete vedere adesso su quello schermo in basso. Le donne più povere e più precarie pagano il conto di Covid e dei rincari. Questo è quanto si legge in un report della Caritas. Aumentano le richieste di aiuto delle siciliane per cibo, vestiti e anche alloggi. Molte di loro sono sole. Il crack per bollette superiore a 1.000 euro, oltre 23.000 pasti forniti nel corso del 2022. Impressionante, è vero? È impressionante, sì. Il divario di retribuzione è da inquadrare in un divario molto più ampio, che è il divario di genere,
quindi che è costituito da stereotipi che sono radicati nella nostra cultura, per i quali la donna non può svolgere determinate mansioni, o si crede che se le svolge comunque con un rendimento inferiore, ma ci sono anche l'assenza di servizi. In Sicilia abbiamo una carenza di asili nido pazzesca. Se consideriamo che le donne al sud il 62% del loro tempo lo dedicano al lavoro di cura, è ovvio che non possono presenziare i luoghi di lavoro e poi sono per la maggior parte impiegate in impieghi part-time e non full-time, quindi guadagnano per forza meno degli uomini. Oltre al fatto che c'è il tetto di cristallo, no? Il famoso tetto di cristallo, le donne non riescono a raggiungere delle posizioni apicali, non appartengono alla leadership, appunto perché sono considerate non giuste. Questo è nel privato o nel pubblico o entrambi? Entrambi. Il pubblico è un macrocosmo rispetto al privato che è il micro. Se noi pensiamo alla violenza di genere, che una delle conseguenze è il divario, i maggiori casi di violenza di genere sono quelli intrafamiliari. E in queste cronache, nelle cronache degli ultimi giorni ne abbiamo sentite tantissime. Stiamo raccontando, certo. Eppure abbiamo una Presidente del Consiglio donna, un capo della Commissione europea donna, un capo della Banca Centrale Europea donna. Non è sufficiente essere donne per essere femministe. Noi puntiamo a una società femminista che lotti per l'uguaglianza di genere. Femminista alla vecchia maniera, com'era? Femminista alla nuova maniera. Alla nuova maniera, com'è? Me la illustri. Il femminismo di oggi punta all'uguaglianza nei diritti, quindi l'uguaglianza formale, e nell'equità nelle opportunità. Che cosa vuol dire? Che se io sono una persona svantaggiata, se sono una donna, se sono una appartenente alla comunità LGBT+, se sono una persona razzializzata, non ho lo stesso grado di potere che può avere un uomo bianco, un uomo borghese, per questo devo essere messa dalla società nella condizione di raggiungere gli stessi livelli. Lei faceva sì col capo, assentiva. Sì, abbiamo delle donne in Europa che ricoprono delle posizioni apicali a livello politico, di politica internazionale, però secondo il Sole 24 Ore il numero di donne a capo di un'azienda CEO di aziende europee è solo il 7%, quindi in realtà certamente l'Europa e il mondo occidentale stanno facendo molti passi avanti, ma a questo ritmo ci vorranno, secondo il World Economic Forum, 257 anni per raggiungere la parità. 257 anni? Sono passetti un po' troppo lenti ancora, dobbiamo accelerare, le politiche possono essere d'aiuto, le politiche statali tra i paesi che hanno raggiunto la parità il livello più alto di parità di genere, l'Islanda, ma anche paesi sorprendenti come il Ruanda. Questa parità deriva proprio da anche la volontà statale, centrale, da politiche che dividono che tutelano non solo il diritto alla maternità ma anche il diritto alla paternità. Per esempio in Islanda, perché la madre usufruisca dei propri 3 mesi di maternità, anche il padre deve usufruire dei 3 mesi, altrimenti nessuno dei due usufruisce del paternity leave, del congedo appunto di genitorialità. Beh, cerchiamo di ricominciare da capo. Qual è l'origine di tutto questo, oltre a una mentalità maschilista che conosciamo? Perché le donne sono obbligate a occuparsi di casa, famiglia, e questo è il problema, l'origine di questa disparità. Il problema è ampio e complesso, molto dipende dal lavoro di cura, che non è soltanto si la chiama maternità. lavoro di cura, che vuol dire? Prendersi cura di anziani, quindi della parte più fragile della popolazione, di anziani o dei bambini, sono nella maggior parte donne. Questo sia perché è il ruolo assegnato a loro dalla società, sia perché c'è un'assenza di servizi sociali in grado di occuparsi di questo. Esatto. Ma è il focus che deve cambiare. Noi dobbiamo comprendere che è un valore, un bene collettivo l'equità. Il gender pay gap non è una questione di donne, non si chiama donne gap, si chiama genere, cioè la parola che precede il gap, no, il divario, è genere, e un genere appartiene a tutte noi. Quindi dobbiamo riuscire a comprendere che lavorare per una società equa migliora l'efficienza della società nel suo complesso ed è un bene per gli uomini e per gli altri generi che esistono. Qua stiamo vedendo dei cartelli che sono estremamente interessanti.
Se guardiamo al divario retributivo complessivo, lì c'è tutta una lunga spiega, alla fine la differenza salariale raggiunge Italia, bandiera italiana, 43 contro una media europea del 36,2, siamo messi malissimo. Esatto, quella è una combinazione di differenza di paga oraria sommata a differenza di accesso al mondo del lavoro, quella era una media diciamo combinata. Siamo messi ancora molto male, c'è tanto lavoro da fare perché appunto l'accesso delle donne al mercato del lavoro negli ultimi decenni è aumentato di tantissimo, le donne oggi sono parte integrante della forza lavoro del nostro paese, ma si trovano a fare un doppio turno di lavoro, un double shift, sono molto più soggette degli uomini a quello che appunto si chiama lavoro domestico, non retribuito o anche lavoro invisibile, quindi tutto questo lavoro di cura. Da dove bisogna cominciare? Dal femminismo. Chi conosce la mia divulgazione sa che io punto su una società femminista, però sicuramente anche dal riconoscere delle disuguaglianze interne al nostro paese. Il Sud Italia non è uguale al Nord Italia neanche per quanto riguarda il divario retributivo. Noi le 4 regioni tra le 5 più povere d'Europa si trovano al Sud Italia e più del 50% delle donne del Sud non lavora, quindi abbiamo un problema ancora più grave. Sicilia, avete i dati? Guardo alla Sicilia. Cioè il 56% delle donne non lavora. 56%? Sì. E la differenza salariale dalle nostre parti, avete fatto anche lì una valutazione? Si parla di circa 4 euro come media oraria, 4% come media oraria. In meno? In meno. Sembrerebbe meno bassa di... Sì, però se poi viene combinata all'inquadramento al tipo di mansione, al tipo di contratto, se il contratto è part-time o full-time, o alle percentuali di donne e di uomini impiegati, chiaramente questa è quella media che vedevamo prima, che era una media combinata, si tratta invece di un divario ancora più grosso. Deve intervenire la politica o dovete essere voi direttamente a premere presso la politica? Dal basso e dall'alto l'Unione Europea ha fatto qualcosa, c'è la direttiva 970 del maggio del 2023, che è una direttiva per appunto combattere il divario salariale attraverso la trasparenza. Gli Stati membri avranno 3 anni per recepirla e quindi avranno 3 anni per rendere obbligatorio che un'azienda pubblica o privata dia accesso ai propri dipendenti, renda possibile ai propri dipendenti il fatto di conoscere lo stipendio dei colleghi e delle colleghe con lo stesso inquadramento professionale. Sicuramente la trasparenza è d'aiuto, queste politiche aiutano, però esistono sempre dei modi per aggirare le leggi e i regolamenti. Banalmente basta far fare più carriera a un uomo, certo, dargli un inquadramento professionale superiore e quindi permettergli di... automaticamente. Ci sono 3 anni che riguardano anche l'Italia. Tutti i paesi, tutti gli Stati membri, tutti fino a giugno del 2026. E quindi fra 3 anni in teoria dove dovremmo arrivare? Questo qua è un aiuto, è una spintarella, però abbiamo anche bisogno di leggi nazionali a tutela e forse anche addirittura di provvedimenti regionali proprio targetizzati sulla situazione drammatica. Per esempio in Sicilia che si potrebbe fare? Si potrebbero applicare le normative europee, che sarebbe gran cosa. Noi lavoriamo proprio dall'altra parte, quindi c'è una spinta dall'alto e una spinta dal basso. Noi come associazione di base lavoriamo nello scardinamento degli stereotipi, quindi se c'è una legge, la legge può essere aggirata, noi lavoriamo affinché ci sia una consapevolezza quanto più ampia che questo è un problema che riguarda tutti e quindi la soluzione è un beneficio che puà essere... diciamo, per tutti. La presenza delle donne in politica è aumentata, va nella direzione auspicata da voi oppure in realtà sono pannicelli caldi? Potrebbe esserlo, la rappresentanza in politica delle donne sta aumentando in Italia e questo è molto importante perché chiaramente loro stesse hanno vissuto delle forme di discriminazione sulla propria pelle. Appunto non basta però essere donna per essere femminista, si può essere uomo e femminista, quindi diciamo speriamo che tutti cambino punto di vista e cerchino di prendere atto dei propri privilegi come individui e di quanto si può fare per il prossimo all'interno della società. Lei sorride, concluda. No, assolutamente, bisogna costruire una società femminista. Siamo contente che la rappresentanza delle donne sia aumentata non solo in politica, anche in magistratura. Non è sufficiente che aumenti la rappresentanza delle donne, abbiamo bisogno di una leadership femminista che punti quindi all'uguaglianza formale e all'equità nelle opportunità. E quanto siamo distanti da questo obiettivo? Parecchio, come dinosauri diciamo, Mamma però possiamo mia. cominciare a correre. Mi scoraggio lei.
No, Comunque, c'è tanto... comunque da oggi in poi dobbiamo cercare di essere femministi anche noi, si dice Sì, così. corretto, femministi. Vi aspettiamo nelle nostre iniziative. Va bene, promesso. Grazie a Martina Magliano e a Claudia Farzia. In bocca al lupo per tutto e buon lavoro naturalmente. Noi adesso facciamo una breve pausa e poi parleremo d'altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, aggiornamenti da Lampedusa e bisogna dire la verità, sono notizie positive perché quei 400 di cui abbiamo parlato all'inizio di trasmissione sono stati trasferiti, quindi attualmente ci sono soltanto 300 ospiti, tanti quanti ne può contenere l'hotspot, il centro diciamo di raduno dei migranti. La situazione, dice la Croce Rossa italiana, che come sapete gestisce un po' la sicurezza e appunto si preoccupa della situazione, dice c'è minore criticità, speriamo continui ad esserlo anche nei prossimi giorni, e la Croce Rossa ha convocato per questo una conferenza stampa per questa mattina nell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove sarà diffuso un videomessaggio del presidente della Croce Rossa, Rosario Valastro, che è andato all'Assemblea Generale dell'ONU, delle Nazioni Unite, per dire: sono qui a portare la voce di Lampedusa, dei migranti e di chi come noi è impegnato nell'aiuto umanitario. Sono parole molto importanti e anche come dire, la conferma della generosità naturalmente della Croce Rossa e del suo presidente. Bene, detto questo Angelo, vogliamo dare un'occhiata ancora ai quotidiani? Sì, facciamo qualche altro approfondimento. Direi di partire per questo nuovo segmento dall'Unità, che ha, ancora una volta si parla di migranti, i soldi per l'Africa, si legge, li usiamo per finanziare violenze e abusi. Questo è quello che viene fuori da un dossier di Oxfam, altro che piano Mattei, quindi insomma c'è questo focus, questa grande attenzione. Poi sul Quotidiano del Sud andiamo a parlare dell'ONU, il niente del niente, questo è severissimo, molto severo. Africa e multilateralismo inghiottiti dai due baricentri separati del nuovo mondo. I due blocchi insomma, autocratico e occidentale non dialogano e fa notizia solo la presenza di Zelensky. Per occuparsi di Africa servono il piano dell'Occidente, un progetto politico condiviso, il resto sono desideri amorevoli. All'ONU non si parla di nuovo Fondo Monetario Internazionale e di nuova Banca Mondiale, ma è del riassetto multilaterale. Insomma, sono stati trascurati. Sono i concetti che tra l'altro Roberto Napoletano, che è il direttore del Quotidiano del Sud, esprime frequentemente e giustamente naturalmente dal suo punto di vista. E poi, guarda, ti faccio vedere questa fotonotizia sul riformista, abbiamo parlato prima, no? Con la Meloni che sta mangiando una fetta di pizza, l'ONU che pizza. Ma che non può mangiare manco la pizza adesso la Meloni? Io non lo so, ma ovviamente è stata in qualche modo presa di mira. E poi l'Osservatore Romano che ha una riflessione. Nel mondo 170 sono i conflitti. E la pace? Terribile questo. Noi pensiamo solo all'Ucraina e poi ora l'altro giorno il Nagorno-Karabakh, in realtà ce ne sono altri 168 tra questi esattamente. Due. Pazzesco. La giornata internazionale dell'ONU cade nel buio di una guerra globale, ma la speranza di una riconciliazione è sempre viva. Quello che scrive l'Osservatore Romano, che poi approfondisce ancora per il nuovo Mediterraneo un nuovo mosaico di speranza con, vedete, Papa Francesco a Marsiglia sarà il 22, oggi. Il 23 settembre, c'è un'intervista con il Cardinale Parolin, l'Europa si è unita di fronte alle sfide. Questo si è vista poco unita in questi giorni, direi sui migranti. Più che poco unita. Poi un'occhiatina a Italia Oggi che dice: i mutui quando lo Stato aiuta. Ogni milione di euro di garanzie pubbliche ne sblocca 14.
2014. Per questo verrà resa strutturale quella del Fondo per le piccole e medie imprese gestita da Mediocredito per importi fino a 5 milioni. Quindi c'è una speranza. Qualche speranza. Torniamo adesso alle notizie sportive, perché stamattina abbiamo detto all'indomani la Rosa, la Gazzetta dello Sport, c'è un focus sulla Juve, signora occasione. E perché? Perché siccome la Juve quest'anno non fa le coppe, scopriamo quanto incideranno i primi impegni europei. Allegri può sfruttare l'ostacolo che è in meno nella corsa allo scudetto, quindi non giocando ovviamente durante la settimana, comunque avrà meno turni da giocare. E poi c'è il doppio ok, perché la firma di Lukaku per quanto riguarda la vittoria della Roma. Ancora altre prime pagine, La Nazione di Firenze, che ha sì la notizia sulla vicenda dei migranti con il Colle, che le regole dell'Unione Europea sono preistoriche, però fotonotizia è piuttosto forte. Vedete questa foto, cronaca di un martirio. 2 detenuti raccontano le confidenze dello zio di Samanna. Tutta la famiglia partecipò all'omicidio. Il movente sarebbe stato economico. Beh, se fosse così andrebbero all'aria tutte le balle su questioni religiose, questioni di principi morali, cioè spacciate così come. Esatto, quindi che comunque non giustificherebbero assolutamente un delitto così grave. Allora, ancora pagine interne stavolta. Abbiamo visto le prime pagine, andiamo a vedere qualche altra pagina interna. Ci sono un paio di curiosità che viene fuori, perché c'è un nuovo allarme sul clima. C'è il summit di New York, i sindaci lanciano la sfida ai gas serra. L'obiettivo è limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi, ma il problema maggiore sono le città con l'80% di diffusione, e quindi bisogna assolutamente fare attenzione. Una notizia che ha a che fare invece con la medicina, ed è per chi ha purtroppo questa malattia una speranza. Alzheimer, arriva la speranza, perché dagli Stati Uniti arrivano i farmaci in grado di rallentare la malattia. In Italia il progetto Interceptor monitora i soggetti a rischio. È fondamentale intervenire con le cure nelle fasi iniziali. Qualche dato: 350 sono le persone seguite da Interceptor, il 30% ha sviluppato forme di demenza, 20% lo studio di una lingua straniera riduce di 1/5 il rischio di ammalarsi. Quindi per chi magari ha il sospetto o comunque è anziano, può magari dedicarsi, può cercare di avere questa speranza dallo studio. Oggi poi si possono studiare facilmente su internet le lingue, ci sono un sacco di siti che propongono, anche alcuni inizialmente gratuitamente, poi cominciano a chiedere i soldi. Però insomma, intanto si tiene la mente un po', diciamo, impegno. Poi una notizia che ha a che fare con il clima, perché prima ne abbiamo parlato, l'abbiamo visto con il summit, però qui è un po' più diciamo concreta, perché gli uccelli migratori sono confusi dal clima impazzito. Ora si fermano in discarica. Mamma mia, caldo e siccità modificano le rotte, le lagune scompaiono e molte specie cambiano abitudini, non volano più verso il Sudafrica. Chiaramente cambiano le nostre abitudini, ma cambiano anche quelle degli animali, quelli degli uccelli migratori, che vanno a cercare evidentemente condizioni climatiche più favorevoli, ma adesso forse non c'è neanche più la necessità, considerato che oggi siamo al 22 di settembre, dalle nostre parti sono ancora oltre 30 gradi e comunque nei prossimi giorni dovrebbe cambiare questo tipo. Io direi che, se tu sei d'accordo, possiamo fermarci, perché c'è un promo importante che preme su una nuova serie che sta per andare in onda su Antenna. Guardate, è una cosa classica, bellissima, un ritorno glorioso. Vediamo. I classici del giallo. In esclusiva i celebri film Le avventure di Sherlock Holmes con Basil Rathbone. Naturalmente, in prima serata. Da domenica 10 settembre, Antenna Sicilia. Profuma di giallo. La sua borsa, signore? Assolutamente no. La prego. Guardate, si direbbe che il vecchio porti con sé il destino dell'impero in quella sua valigetta. Forse è così.
notiziario della BBC che trasmette da Londra. Vi diamo il resoconto delle notizie più importanti accadute nelle ultime ore. Un importante documento è scomparso in circostanze misteriose. John Grayson, impiegato nello studio legale Barlow, Nash & Barlow, incaricato di portare questo documento a Washington, non è giunto a destinazione. Si sospetta un sequestro. Entri pure, Miss Hudson. Oh, mi scusi, Mr. Holmes, c'è un signore ed è molto insistente. Oh, come si è permesso? Mi ha seguito fin sulle scale, ma non le avevo detto di aspettare. Io forse potrei attendere, non certo l'impero britannico. Mr. Holmes, le devo parlare subito. Bene, Mr. Arens. Immagino che lei abbia bisogno di me per il rapimento di John Grayson avvenuto ieri notte. Sì, è così. Certo, esattamente. Grayson aveva un documento della massima riservatezza. Davvero? È un documento estremamente importante per il mondo intero, ma non posso rivelarne il contenuto. Se mai dovesse cadere nelle mani del nemico, posso solo dirle che sarebbe un vero disastro per il nostro governo e per gli alleati. Se non mi sbaglio, il nostro amico Pettibone, quando è partito da qui, non ha portato con sé 2 foglie di carta da bollo. Non ne sarei troppo sicuro, Holmes. La cenere può ingannare, sai? Al contrario, mio caro Watson. La carta che si usa nei documenti ufficiali lascia della cenere inconfondibile. Ma smettila di passeggiare. Ma io sto fermo, non ho mosso un dito. Scusa, vecchio mio. E allora l'appuntamento è per domenica alle 21:30 con Sherlock Holmes. Adesso invece guardiamo in alto, guardiamo le stelle con Marco Amato. Marco, ci sei? Eccolo. Ci sono, buongiorno. Buongiorno, che bella tazzina oggi. Beh sì, ha un motivo un po' barocco, che è una parte dello stile con cui ho arredato casa, un barocco new age. E mi piace perché è divertente, è molto carino. Molto, molto. Poi la Sicilia, il barocco, insomma, non scherziamo. Assolutamente. Siamo in casa, ecco, giochiamo in casa. Cosa prevedono le stelle per questo weekend? Ebbene ragazzi, allora, questo weekend è un weekend molto importante perché il Sole varca i gradi della Bilancia da domani e quindi è equinozio d'autunno. Dunque, finalmente una stagione un po' più riflessiva, una stagione che mette in risalto i segni d'aria e in particolare il cardinale, ovvero il segno zodiacale che inaugura una stagione, in questo caso per l'autunno è la Bilancia. L'autunno è di per sé una stagione riflessiva, l'autunno è esistenzialista, l'autunno è la stagione che ci insegna a lasciare andare le cose ed ecco che la riflessiva Bilancia col suo criterio valutativo e la sua eleganza, la più elegante dello zodiaco, un po' tutti gli astrologi la chiamiamo la signora Bilancia, ecco che ci verrà in soccorso con una voglia di razionalizzazione estetica. Da oggi la luna è in Capricorno, quindi avalla ancora di più questo bisogno di economia, razionalizzazione in primo piano, quindi saranno i segni d'aria che godono del sole, Gemelli, Bilancia, Acquario si rinvigoriscono tutti, per cui hanno un'idea più chiara di se stessi e dei loro obiettivi, in particolare gli Acquario che vanno verso una realizzazione lavorativa maggiore, i Gemelli che utilizzeranno le loro tattiche, la loro strategia verso qualcosa di molto più costruttivo e di qualcosa che sia utile anche ai componenti familiari. I Bilancia chiaramente sono protagonisti con la maggiore espressione solare e quindi il più grande senso espansivo dello zodiaco per adesso, ma vediamo anche gli altri perché i Terra, Toro, Vergine e Capricorno hanno bisogno assolutamente. Il Toro si gode una serenità riconquistata sia al lavoro che in amore, la Vergine deve ancora lavorare un pochino ma gli obiettivi si fanno più vicini e finalmente arrivano sostegni, aiuti, consigli e anche finanziamenti. Il Capricorno sempre indaffarato a costruire e a scalare montagne, ecco che ritrova il
il clima giusto per immergersi totalmente in un progetto a cui ha tanto lavorato. Un po' meno fortunati saranno i Fuoco in questa piccola fase, proprio perché l'Ariete cerca un po' in amore delle risposte che ancora non ottiene, mentre invece il Leone deve riconquistare una posizione lavorativa a cui tiene tantissimo, anche contrastando con delle piccole rivalità. Sagittario invece è impegnato tantissimo nel lavoro e nell'economia, un po' di stress per questo segno zodiacale. Gli Acqua hanno una forte trazione in avanti. Il Cancro però si deve un po' fermare a riflettere su quello che è veramente conveniente, utile o razionale possibile fare. Scorpione, un momento assolutamente di vitalità, di auge, di costruttività e di grande energia che finalmente riplasma il mondo. Lo Scorpione dopo un periodo stressante ridiventa di nuovo fortissimo e incide di più sulle direzioni generali delle cose. E per ultimi, ma non per importanza ma per la loro dolcezza, i Pesci assolutamente impegnati in una ripresa affettiva, familiare e soprattutto con loro stessi, visto che hanno riconquistato una sicurezza interiore che hanno ottenuto a seguito di alcune piccole traversie che l'autunno finalmente placherà. Quindi ragazzi, buon autunno a tutto lo zodiaco e buon autunno un po' più sereno per tutta la Sicilia, l'Italia e il mondo, spero. Che bello, grazie. Buon autunno anche a te naturalmente, grazie mille. Grazie. A voi ricordo che oggi è venerdì, è cominciato il weekend, quindi buon weekend. Buon weekend! La rubrica che propone i migliori suggerimenti per chi questo fine settimana vuole uscire e gustarsi un po' della nostra amata Sicilia. Presso i cantieri culturali della Zisa di Palermo arrivano le arti contemporanee con il Mercurio Festival. Da oggi, 22 settembre, e per altri 11 giorni vi attendono spettacoli di musica e danza all'interno di una tesa rassegna internazionale dedicata alle performing arts. In tutta la Sicilia da oggi fino al 24 settembre torna un appuntamento fisso, quello con le giornate europee del patrimonio, promosso dal Ministero della Cultura per riaffermare il valore storico e identitario dell'arte e durante il quale sarà possibile fruire di numerosi musei, parchi archeologici e luoghi della cultura della regione siciliana. A Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, fervono i preparativi per l'8ª edizione di una manifestazione dedicata al teatro, alla letteratura e alla riflessione. Il Castellammare Culture Festival, in programma per il 23 e 24 settembre, con momenti gestiti anche dai professionisti della meditazione. A Catania, all'interno di Palazzo della Cultura, fino al 23 settembre vi aspetta Etna Book, la kermesse del libro e della cultura che, oltre a promuovere momenti di scambio tra autori e lettori, riconosce gli scrittori più talentuosi con l'agognato premio letterario Cultura sotto il vulcano. Da ieri e fino a domenica 24 settembre a Ragusa i palazzi storici più belli di Ibla vengono allestiti con opere che celebrano il barocco, rileggendolo attraverso vari linguaggi dell'arte, dalla moda alla fotografia. Special guest di quest'anno Francesca Fellini, nipote di Federico Fellini, e Luigi Piccolo, costumista di film di Fellini, Pasolini e Zeffirelli. A Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, a Parco Ialari è tempo di vendemmia, con la 42esima edizione della Fiera della Vendemmia, in programma domenica 24. Una giornata all'insegna delle tradizioni e dei sapori nostrani, celebrati con un ricco programma di attività, dalla pigiatura dell'uva a momenti di musica e folklore. Buon weekend! Bene, adesso è venuto il momento di rievocare giornate speciali. Allora, soltanto nel 1692, negli Stati Uniti d'America si conclude il processo alle streghe di Salem, uno dei più grandi casi di isteria collettiva che ha portato a 150 persone sotto processo e 20 alla forca, pensate, con l'accusa di stregoneria.
1862, sempre 22 settembre, durante la guerra civile americana il presidente Lincoln fa un annuncio che cambierà la storia, la dichiarazione dell'emancipazione in cui si decreta la liberazione di tutti gli schiavi del territorio degli Stati Uniti. Scusa, il 22 settembre del 1888 viene pubblicato il primo numero del National Geographic Magazine negli Stati Uniti, vedete la copertina del giugno del 1985 con il ritratto di una ragazza afghana scattata dal fotografo Steve McCurry, è diventata una delle immagini più riconoscibili della rivista. Ancora, 22 settembre 1958, eccolo qua, il grandissimo Andrea Bocelli, è il giorno della sua nascita, il tenore italiano che ha conquistato l'Europa e l'America con la sua straordinaria voce. Nel 2010 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nella Hollywood Walk of Fame per il suo contributo alla musica internazionale. Siamo nel 1961 i Corpi di Pace, un'organizzazione di volontariato internazionale che si impegna a portare aiuto nei paesi sottosviluppati, promuovendo la comprensione e la cooperazione tra le culture. Nel 1980, sempre 22 settembre, una decisione drastica cambia la storia del Medio Oriente. Il presidente iracheno Saddam Hussein comanda l'invasione dell'Iran da parte dell'Iraq. La guerra tra i due paesi durerà 8 anni senza alcun definitivo beneficio per i contendenti e costerà 1,5 milioni di vittime. Il 22 settembre del 1994 nasce Friends, una delle serie televisive più amate di tutti i tempi, fa il suo debutto sulla NBC negli Stati Uniti, mentre in Italia arriva 3 anni dopo e sarà Jennifer Aniston a ottenere il maggiore successo anche grazie al matrimonio con Brad Pitt. Ma ancora oggi ne avvistiamo qualcuna nelle strade, eccola una per esempio, a suscitare nostalgia, a portare nella mente tanti ricordi, ma in realtà il 22 settembre del 2000 esce definitivamente di produzione la 126, guardate, un'auto che ha segnato intere generazioni. Nel 2007 ci lascia un grande attore teatrale mimo francese, Marcel Marceau. Il suo Bip, personaggio che richiama il vagabondo di Charlie Chaplin, lo rende famoso in tutto il mondo. E infine, il 22 settembre del 1934 nasceva lei, Ornella Vanoni, interprete di classe, milanese doc, la sua voce è una delle più apprezzate della musica italiana. La sua parabola artistica passa attraverso 2 grandi artisti, uno è Giorgio Strehler che la fa maturare come attrice e l'altra è Gino Paoli che scrive per lei celebri canzoni d'amore, più di 40 gli album che ha pubblicato e quindi per salutarci la ascoltiamo in una delle sue canzoni più rappresentative e più belle, L'appuntamento, e noi vi diamo appuntamento a lunedì.